Una novantina di comuni della pianura veneta e le province di Trento e Bolzano si sono mobilitate per far confluire l'acqua in quelle zone. Il nostro inviato è Massimo Mignanelli. Questo è uno dei bacini con il quale abbiamo contribuito a tamponare l'emergenza idrica idropotabile alla foce dell'Adige. I bacini di raccolta delle dighe idroelettriche tra le montagne sopra Bolzano vengono parzialmente svuotati. Per alcuni giorni è necessario aumentare il volume dell'acqua del fiume Adige, colpito pesantemente dalla siccità degli ultimi mesi. Una decisione presa dalle province di Trento e Bolzano. Noi vogliamo garantire 80 metri cubi al secondo nel punto di osservazione. Adesso la situazione sta lievemente migliorando, però comunque garantiremo questo deflusso d'acqua anche in futuro. Lungo il corso dell'Adige diversi tratti sono in secca. Nella zona di Rovigo, nel Basso Veneto, decine di comuni hanno rischiato problemi di acqua potabile. Ci siamo tutti preoccupati che scendesse sotto il minimo in cui era possibile ancora attingere l'acqua per usi alimentari. In difficoltà anche l'agricoltura per la Coldiretti e la peggior crisi idrica del decennio. Nel mese di aprile le piogge sono dimezzate rispetto alla media. È ancora emergenza. Come si vede, la portata del fiume è così limitata che ha costretto la regione a una riduzione del 50% dell'acqua per irrigare i campi. Intanto nei campi dove i canali di irrigazione sono vuoti alcune colture sono già in sofferenza. Il prodotto col 60% in meno della sua grandezza, insomma, perché non piove. Dopo la settimana della moda e quella del design,